sentiamo già il fischio di inizio che decreta l'inizio di questo match. Prova a far arrivare il pallone da De Cao senza successo. Ottima parata da Verdú. Un Audace Verona al sicuro nelle mani di due mister importanti. Mani nei capelli per il VIP. Nessun contatto irregolare secondo l'arbitro, anche se Zandonà non è del tutto d'accordo. Resta a terra Putov. Rimessa del VIP, pericolosissima, e realizza la prima rete, ed è proprio Cuba in collaborazione con le compagne. Un'ottima giocata di squadra che le premia portandosi in vantaggio sull'1-0, come precisamente mette il piede destro mettendo la palla in rete. Vediamo tornare in attacco le rossonere. Lanciano un pallone profondo per Zandonà, pericolosissima, e mette la palla in rete, la numero 11 Zandonà Eleonora, portando la propria formazione sull'1-1. Tutta una partita ancora da definirsi, una Ricottini che si fa cogliere la sprovvista. Prima rete 1-1. Tanto torniamo qui a San Martino di Lupari con un'altra pericolosissima Giulia. Verdú serve però per Vanessa, non ci sta Pomposelli che diventa pericolosissima in 2 contro 1, decide la collaborazione con De Angelis che realizza la seconda rete e porta in vantaggio la propria squadra. Verona 2, VIP 1. Con un buon passaggio, ora il VIP supera metà campo, Maddalena si trova in 1 contro 1 e mette la seconda rete, la numero 6 del VIP. E andiamo sul 2-2, di nuovo situazione di pareggio, grazie a una magistrale Fernandez. Si muove bene il pallone tra tutte le giocatrici rossonere, ne prende De Angelis che è pericolosissima, palla che finisce in rete. De Cao non perde l'occasione e mette in rete la terza rete per il Verona. Prima soddisfazione personale per la numero 10 direttamente da Verona. Traversa per il VIP. Applausi scroscianti che però durano poco. Magistrale parata di Ricottini, non perde tempo però il Verona che prende subito quel pallone che stava per scappare e realizza la quarta rete, ed è Pomposelli l'autrice di questo quarto gol. 10 secondi solo sul tabellone e sono utilissimi per il Verona che segna la quinta rete. Gioisce tutta la formazione in campo e applaude la squadra in panchina. 2 VIP, 5 Verona. Ed eccoci tornati in diretta a San Martino di Lupari, giusto in tempo per iniziare il secondo tempo. Rimessa del Verona che torna a far scorrere il tempo e a scorrere il punteggio, andando a 6 reti per le veronesi, ed è questa volta De Cao che dove prima aveva fallito. Di nuovo in attacco il VIP con Fernandez che si allontana da De Angelis. Cuba sulla fascia destra che avanza piano piano. Accelera improvvisamente Cuba e prova a mettere la palla in rete. Interviene per pochi secondi Salvador, palla che colpisce la traversa. Sfortunatissima questa VIP questa sera, che si trova però a subire un'altra rete, ed è questa volta Arakawa che segna il 7° gol della serata. Prima rete per la giocatrice numero 9, 7ª rete per la propria formazione. Giulia serve piano di sinistro. Giulia sulla fascia sinistra carica, ma il pallone viene deviato dal petto del portiere avversario. Pallone deviato anche sulla traversa del VIP.
porta che era scoperta, ma viene il VIP un po' aiutato. Palla va su, resta in possesso del VIP con Cuba che ci prova due volte è sfortunata. Cuba di nuovo per Vanessa e Troiano che serve per Giulia, c'è confusione in mezzo all'area, ci prova Cuba ancora una volta, palla che torna sulla zona alta, palla per Giulia che ci prova, serve per la connazionale e finalmente si sblocca per il VIP la situazione. 3-7 per il Verona. Troiano si trova in punta, palla che finisce dentro, palla che rotea lentamente, finisce dentro, non perde tempo Troiano, non ci sta a esultare per troppo, sblocca la situazione. Vediamo il replay di come Troiano serve questo pallone che rotea. 4-7, si deve rincorrere Pomposelli, prova il fallo Troiano senza successo. Per fortuna, si può decisamente dire per fortuna, c'è Vanessa per Cuba direttamente sull'angolo, di nuovo Vanessa muove bene il pallone, si trova Cuba di testa, non riesce a mettere la palla in rete, in seconda occasione per il VIP che sfuma. Ha comunque davanti un avversario notevole, un Verona da non sottovalutare che sta crescendo partita dopo partita. E finisce così la prima giornata di ritorno di Futsal Serie A. VIP 4, Verona 7.